Assessore regionale Isi Coppola, lei è riuscita ad andare fino al fondo di questa piscina, di questo cantiere più profondo al mondo. Sì, non è stata una grande fatica, ma soprattutto una grandissima esperienza, straordinaria. Credo che sia assolutamente direttamente proporzionale al coraggio dell'imprenditore. Quindi tanto più profondo, tanto più è stato il suo coraggio in credere in questo investimento, che trovo sia straordinario, non solo perché è fatto della nostra regione, ma credo perché soprattutto darà la possibilità di avere un ritorno di immagine, di comunicazione, di pubblicità per questo comparto anche turistico, che sarà sicuramente molto molto importante. Quindi io credo che le istituzioni in questo debbano togliersi il cappello, in questo caso l'elmetto, e quindi assolutamente il casco, e ringraziare gli imprenditori che credono ancora in questo paese e credono ancora, con le istituzioni al fianco, dove possiamo, di poter vincere la sfida della ripresa. Grazie.